È la prima volta che svolgo un ruolo, diciamo, di prima linea. Non ho avuto ruoli precedenti né da secondo né da terzo. Per adesso è stata una carica di grandissime emozioni. Le più grandi sono state quando il presidente con il suo vice sono venuti a casa in segreto a invitarmi, me e i miei compagni. La più grande di tutte è stata l'investitura ufficiale che è avvenuta nella giornata della Candelora. Penso che per Oristano la Sartiglia sia davvero un'emozione e un insieme di festeggiamenti concentrati in un breve periodo. Sono 2 giorni importantissimi di festa, ma anche di grande credenza. L'emozione che si può vivere nell'infilzare la stella è uno dei momenti e delle emozioni che solamente vivendola credo che si possa capire. Il cavaliere che ha avvertito e ha avuto la possibilità di infilzare la stella avverte l'esultanza della gente, l'emozione che diventa una cosa tutta propria. È uno di quei momenti che ogni cavaliere vive personalmente e quei pochi minuti di gloria che vive li vive con un'intensità indescrivibile. Su un Polidori per Oristano e per tutti i cavalieri è sicuramente una figura importantissima, è il re della giostra, il re di Oristano, rappresenta una figura da rispettare e diciamo che ogni cavaliere vede su un Polidori un semidio, è quella figura che tutti i cavalieri presumo sognano di poter raggiungere, di poter provare e niente, per Oristano è veramente una grandissima gioia.